L'ospedale è tornato a una normalità. Siamo ormai da 15-20 giorni in epoca pre-Covid. Abbiamo solo un unico paziente ricoverato che era positivo al Covid, ha già un tampone negativo, attendiamo il secondo negativo per poterlo dimettere. Il ritorno alla normalità attraverso i numeri. L'azienda ospedaliera di Padova è tornata Covid free. Sono stati realizzati in questi mesi 310.052 tamponi, di questi oltre 40.000 sono stati fatti ai sanitari, medici, infermieri, operatori, volontari del 118 che dal 21 febbraio non hanno mai smesso di essere in prima linea, lavorando senza sosta per non lasciare mai soli i pazienti contagiati e allo stesso tempo garantire la sicurezza a chi arrivava in ospedale per altri motivi. Ci sentiamo più parte della città di quanto ci sentivamo prima, ci sentiamo comunità. Una città che non ha mai smesso di fare il tifo per loro, di sostenerli e ringraziarli, ed ora che l'emergenza è passata e si sta vivendo la fase di convivenza con il virus, c'è chi vuole regalare a medici, infermieri e operatori un po' di svago. Bruno Abriani, titolare di 2 cinema in città, mette le sale a disposizione del personale sanitario di Padova. Credo abbastanza che sia un caso unico, senza precedenti nella storia italiana, di questo ingresso gratuito per 2 settimane a tutto il personale ospedaliero e specializzandi nelle nostre 2 sale. Per 2 settimane, dal 25 giugno al 7 luglio, sarà sufficiente presentare alla cassa il badge personale per ritirare un regolare ingresso omaggio SIAE con posto numerato. Ovviamente l'accesso è consentito fino ad esaurimento posti. Rinascerò, rinascerai. Prima di ogni film verrà proiettato il video della canzone Rinascerò, rinascerai di Roby Facchinetti, realizzato con i volti e le voci dei sanitari padovani. L'artista bergamasco, ex componente dei Pooh, ha voluto essere a Padova per ringraziare personalmente medici e infermieri, raccontando la genesi di questa canzone, inno di speranza, scritta nei giorni in cui i camion dell'esercito lasciavano Bergamo colmi di bare da portare nei crematori di altre città. La musica, come il cinema, che è un simbolo, sono dei simboli di evasione, e in questo momento la gente ha veramente bisogno, sente un desiderio fortissimo di evadere.